Bene, grazie a tutti di essere qui questa sera. Veramente vi ringrazio tutti perché nel finale della campagna elettorale, dopo i 1000 impegni di questi 25 giorni della campagna elettorale molto anomala, settembrina nel finale, con tutta una serie di conseguenze derivanti anche da distanziamento, tutto il resto. Insomma, siamo arrivati ormai alle poche ore alla conclusione del finale di questa campagna. In questi giorni, questi 25 giorni, abbiamo battuto tanti comuni, tante realtà associative, terzo settori, cominciando dal mondo della pesca piuttosto che nel mondo del turismo, piuttosto che nel mondo dell'agricoltura e tante altre realtà che abbiamo potuto toccare con mano e che magari nella mia esperienza da consigliere comunale non ho avuto la possibilità di poterlo fare. In questa appunto campagna elettorale ho avuto modo appunto di conoscere, come dicevo, tante realtà e ho sentito anche tante problematiche legate proprio all'aspetto del fattore della, diciamo così, considerazione che abbiamo di questa parte della provincia di Venezia. Ahimè, la nostra realtà, Cona, Chioggia, Cavarzere, il sud della provincia di Venezia, ahimè, spesso e volentieri è, diciamo così, abbandonata alle sue sorti. È uno dei motivi che, ahimè, purtroppo spesso e volentieri sentiamo per strada, nelle varie sedi, nei vari colloqui, nei vari consigli comunali, piuttosto che nelle varie realtà associative. Non siamo rappresentati, non ci vogliono bene, sempre dall'altra parte. Bene signori, abbiamo una possibilità oggi, abbiamo una possibilità che non può essere persa, perché quando abbiamo un presidente come Zaia, che dopo 10 anni che ha lavorato e ha dimostrato di portare a casa tanti risultati, a parte la parentesi di gestione appunto del Covid, che ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno nel vero senso della parola, e c'è anche qualcuno che indegnamente si è prodigato anche nei suoi confronti perché questa persona usciva ogni giorno sulla televisione. È una cosa veramente vergognosa che dimostra ancora una volta la lontananza e la capacità appunto organizzativa che invece Zaia ha dimostrato anche in un momento molto buio, soprattutto per tutti noi, per le tantissime famiglie del Veneto. E dunque, come dicevo, Zaia, presidente uscente, che sicuramente, come i sondaggi lo danno, dal 70 all'80%, sarà sicuramente riconfermato a presidente della regione, e dunque il nostro compito allora è quello proprio di cercare di inserire delle persone che vadano a sedersi proprio sulla stanza famosa di bottoni, cioè la stanza dove che si decide, non certo essere relegati alla rappresentanza delle minoranze o delle posizioni. All'opposizione, ve lo garantisco signori, come Consiglio Comunale non si conta nulla, e io penso che la città di Chioggia una volta per tutte, e questa parte sud della provincia di Venezia, abbia bisogno di una rappresentanza che vada a sedersi nelle stanze che serve, laddove che si decide, laddove che si può portare a casa risorse, economia e tante altre tematiche che sono care al nostro territorio in questa realtà del sud della provincia, perché quando parlo di sud della provincia non intendo soltanto la realtà di Chioggia, Cavarzere, ma intendo proprio da Mestre in giù. Non me ne vogliono gli amici diciamo così, un po' più nordisti dell'area della provincia di Venezia, però è un dato di fatto. Quando arriviamo a Mestre poi c'è il famoso deserto di rappresentanza, e io penso e credo che se vogliamo portare a casa dei risultati, ce ne sono tanti da portare a casa, e sapendo bene cosa ha messo in campo in questi 10 anni il governatore Zaia, tra i prossimi 5 anni sicuramente si potranno portare a casa altri, sono sicuro, tanti altri risultati. Uno su tutti è la famosa autonomia, che ben ben se ne dica è ancora a Roma, ma vedrete che prima o dopo la porteremo a casa, e allora sì, qualcuno che potrà dire finalmente ci sono riusciti. Ci è voluto del tempo, certo,
ma lo porteremo a casa non a piccoli pezzettini ma tutta intera, perché quello è veramente la possibilità e la svolta totale per la nostra regione, che non abbiamo nulla da invidiare, come nulla abbiamo da invidiare in questa parte del territorio rispetto, come dicevo prima, a tante altre aree della provincia di Venezia, ed è per questo che sarebbe un peccato perdere la possibilità di avere quella rappresentanza, quelle figure, perché io mi auguro che non sia solo Marco Dolfin, ma che siano anche altre figure che possano accedere ai consigli regionali, ma soprattutto che siano dei rappresentanti che vanno a sedersi in maggioranza, perché là, ripeto, che si decide e si porta a casa i risultati e la rappresentanza della città. Io lo dico con tutto il cuore, io ci ho messo l'anima, ci ho messo l'impegno in questi 25 giorni, ho corso a destra e a sinistra, ho fatto tutto quello che potevo fare. Ora tocca a voi in queste ultime ore, in questi ultimi, diciamo così, scorci della campagna elettorale, ma che comunque nel silenzio, anche se si potrebbe dire, fino all'ultimo minuto, come diceva l'onorevole Sergio Vallotto, si può cercare di contattare l'amico, il parente, il conoscente. Non dico di voler fargli cambiare idea, ma la possibilità di ragionare sul voto utile per la città. Questo, signori miei, siamo di fronte a una considerazione molto importante, cioè quello di voto utile per questa parte del territorio. Ecco, io non voglio annoiarvi con grandi discorsi, perché penso che si potrebbe parlare ore se si vuole parlare di tante difficoltà del nostro territorio, delle infrastrutture, della viabilità e tanto altro. Non abbiamo nulla da invidiare a tante realtà, una su questa, su Jesolo. Credetemi, non abbiamo nulla da invidiare a Jesolo, perché la spiaggia nostra è sicuramente uno dei migliori. E guardate bene, signori, che quest'estate, grazie al tempo e grazie anche alla capacità imprenditoriale locale, ha dimostrato di essere molto più capace rispetto a tante realtà che hanno subito l'agonia appunto derivante da tutta una serie di situazioni di gestione proprio legata al distanziamento e quant'altro. Noi qua fortunatamente siamo riusciti a portare a casa il risultato, e qua veramente un plauso va agli operatori che sono stati capaci di saper gestire, soprattutto la capacità e l'intelligenza da parte di tutti noi e di tutti gli ospiti che sono venuti qua a soggiornare nel nostro territorio. Ripeto, tanto lavoro c'è da fare, ma se non cominciamo a avere quella rappresentanza che serve sul nostro territorio, avremo perso ancora una volta un'occasione importante per questa parte appunto del territorio. Dunque io vi invito di nuovo a fare un ragionamento proprio di rappresentanza, un ragionamento proprio di opportunità e soprattutto di contattare gli ultimi indecisi per cercare di portarli dalla nostra parte. Note di cronaca per ricordare come si vota, perché con questa scusa che tanto Zaia ormai ha già vinto, Zaia ha già il 70-80%, qua si rischia che poi dopo qualcuno non vada neanche a votare. Ecco, l'invito è quello di andare tutti quanti a votare, perché il voto è un diritto e un dovere del senso civico di tutti noi, ma soprattutto abbiamo sempre dimostrato che noi veneti abbiamo rispetto delle istituzioni, abbiamo rispetto di tutte quelle possibilità democratiche che ci vengono date quando ogni volta viene posta l'attenzione attraverso un referendum piuttosto che con una elezione e quant'altro. Dunque andare al voto domenica e lunedì e soprattutto votare a questo punto ricordandosi di votare il simbolo della Lega, che il voto in automatico va al Presidente Luca Zaia, ma soprattutto vi ricordo, importantissimo, scrivere Dolfin. Ricordatelo, perché spesso alla fine si segna il simbolo ed è finita là, ti ho votato. No, l'importante è scrivere, impariamo una volta per tutte a scrivere, non è che voglio insegnare niente a voi, ma questa partita veramente si gioca anche su un unico voto e pertanto l'invito di nuovo è quello di andare a votare Lega e scrivere Dolfin. Grazie a tutti.